Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Ciao da Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio qui su Radio Bella e Monella. È domenica, anzi è senz'altro domenica. Che sia domenica lo so perché ci siamo noi, perché altrimenti non mi rendo conto. Ma come? Non ti rendi conto che è domenica? Ragazzi, sta finendo l'anno, io devo ancora rendermi conto. Per me siamo ancora a gennaio. Bravo, perché invece siamo quasi a gennaio prossimo. Esatto, e non a caso si sta avvicinando una delle feste più importanti. No, ragazzi, io compio gli anni a luglio. Ma no, ce ne sarà qualcuno anche prima, no? Tipo Natale, presente. Ah, ok. Il presente il Natale. Accetto. Io si sta avvicinando Natale a grandi passi, a grandi falcate, sono già in ansia. Ma perché? I regali. No, che regali, Perché? che regali. No, perché mi sono preso un incarico, un compito speciale, sono un filino teso. Cioè? Allora, mia mamma è una professionista degli addobbi natalizi, tipo che è campionessa mondiale di mercatini di Natale, quelle cose là. Raga, è statue e tua mamma si è a Bolzano. Bravissima, c'è una statua sua a Merano. Sì. Pensa che è talmente una professionista che lei ogni anno abbandona in garage i vecchi addobbi e ne usa di nuovi. Sì, ne fa uno sempre nuovo. Perché qua ci sono le scuole di pensiero. Sì, albero sempre uguale finché non moriranno le decorazioni, oppure albero sempre nuovo, tua mamma, Bravo, quindi è bravo. albero sempre nuovo. Io invece sono sempre stato un grande cialtrone, cioè proprio io mi sono sempre nascosto dietro la scusa che voi i gatti e non potevo fare l'albero. Gatti, albero di Natale. Sì, ma i miei gatti in realtà sono talmente disinteressati al Natale, ignorano completamente gli addobbi. Allora, Sì. Fallo. No, in realtà è che mia mamma insiste con questa cosa. È possibile che non fai un albero decente? Possibile anche adesso che ti sei sposato? Ma appunto, cosa c'entra? No, perché per rinfacciarti qualsiasi roba. Sì, usa sempre sta frase. Che adesso che sei sposato. Esatto. Comunque io, mosso da un motto d'orgoglio, ho accettato di farlo, ma non solo, forse mi sono spinto un po' troppo oltre. E l'ho sfidata a fare l'albero più bello. Lo so. Ma ragazzi, ma non sapevo come fare, mi seccava in quel momento. E quindi non so come fare. Sfidare una professionista diventa un problema. Ma servono idee, Gaetano. Allora, io ho un'idea, te puoi mettere i gatti a casa sua così che distrugge l'albero. Può essere un'idea, ma i miei gatti sono disinteressati. Guarda il tutorial. Tutorial guardato, non funziona. Copia, acquista delle riviste, abbonati a delle riviste. No, troppo costoso. Non c'è uno di quei che ti fa gli alberi di Natale a casa, tipo che ti sistema gli armadi, quelle figure là. Cioè, sono andato anche alla Maison du Monde, ad esempio, ho visto l'albero fatto. Vabbè, chi se ne frega. No, si fa pubblicità. Ho visto l'albero fatto e ho detto, ma me lo vende? Mi fa, dovete prendere tutti gli addobbi. No, tutto intero, già così come adesso. No. Però ho pensato una roba. Vago a New York e gruppo coglione. Potrebbe essere, ma non mi sta in casa. Ho pensato, io in gran silenzio vado a casa dei miei, vado in garage, gli rubo gli addobbi vecchi e lo rifaccio tale quale. Tante foto ce l'ho. Cosa dite? Può essere una soluzione? È bello, voglio vedere se tua mamma ha il coraggio di dire no, non mi piace tanto. Signora, l'ha fatto lei. Come consuetudine, qui a Senz'altro Domenica c'è un ospite speciale, un assessore, ed è l'assessore Ciano Contin. Senz'altro, ciao ragazzi, ciao persone all'ascolto. Assessore, oggi 24 novembre ci avviciniamo a grandi passi a Natale, come avrò avuto modo di sentire. Sì, per carità, grande rispetto, anche se io, guardate, lo dico con grande umiltà, sono sproiettato verso un altro importante traguardo. Proiettato sarebbe meglio, però ripeto, sproiettato verso un altro importante. Lei ripete sbagliato, no? Non ripete. Che sarebbe quale? Le prossime elezioni nel mio comune, ragazzi. Allora, scusi, con tutto il rispetto, non mi sembra un paragone da fare con il Natale, no? Le elezioni col Natale, insomma. Diciamo che abbiamo entrambi l'umile scopo di portare luce nel mondo. Sta dicendo, ma per piacere. Lumile. Ma e cosa state facendo per la campagna elettorale? Allora, ci stiamo preparando con grande calma, niente stress, perché quest'anno abbiamo scelto di gestire la campagna elettorale applicando il teorema del Scottex. Conoscete? Scusi, che teorema è quello dello Scottex? Ora vi spiego. Te capita mai a mattina che stai apparecchiando la colazione, espandi il tè, rovesci il tè, e ti arrabbi, allora cerchi Scottex, dove sei Scottex? Ma non lo trovi, guardi dappertutto. Tu sai che c'è, ma non lo vedi. Allora apri un nuovo rotolo di Scottex nuovo e stai sicuro che appena stacchi il foglio nuovo di Scottex
l'occhio andrà a vedere il rodo vecchio de Scottex. Avete capito? È vero, okay, capita. Sì, ho capito. E diciamo il teorema de Scottex dice che quando sei calmo ti accorgi della realtà, quando che sei tutto incavarito su una cosa diventi cieco. E Cavarito immagino sia accanito. Bravissimo. Quindi... Allora il nostro sindaco nelle precedenti elezioni si era incavarito accanito. Ripeto, incavarito. No, non devi ripetere sbagliato, devi ripetere la cosa giusta. E su a tutti i costi voleva diventare sindaco, e con questo atteggiamento la campagna elettorale era una sofferenza, ragazzi. Immagino, poi scrivi il programma. No, quello è il manco, facevamo copia e incolla dei comuni, le frasi più belle copiavamo. Pensa che un anno che abbiamo promesso di convertire lo scuolabus a metano per inquinare meno il nostro territorio, non che abbiamo neanche a scuola noi altri. E dopo insomma solite robe, gira di notte a cavare i manifesti degli altri. Non si fa. Una campagna brutta perché il sindaco si era incavarito che voleva con tutti i costi fare il sindaco, no? Ma è diventato cieco. E come io non ho visto il Scottex, esso non ha visto i veri problemi dei cittadini. Questo teorema però della Scottex, devo dire, non lo conoscevo, ma è proprio interessante. Sì, cioè voi dite inutile accanirsi nel fare troppe cose con ansia, Bravo. Stiamo più sereni per vedere i veri bisogni dei cittadini. Senz'altro, Bravo. vedere la realtà è importante, come dicono in Spagna, basta la vista. No, hasta la vista. Comunque il concetto è chiaro, dai, per una volta è chiaro. Avrà anche fatto delle proiezioni in base a queste nuove realtà. I primi sondaggi stimano che grazie al teorema del Scottex abbiamo il 100% di possibilità di vittoria. Caspita, come fate a essere così sicuri? Ma col teorema del Scottex forse. Beh, allora, forse aiuta anche al fatto che siamo un comune piccolo e siamo l'unica lista. Ma che teorema è sto? Ce la faremo, vinceremo! La domenica mattina è il tempo delle grandi riflessioni, almeno qui in radio, almeno per noi, perché c'è un momento profondo, molto profondo, che ha proprio anche una sigla. Busa Moment. Stavolta a cura di Gaetano Ruocco Guadagno. Allora vi avviso che questo è veramente un momento profondo e molto serio. Come deve essere un Perché l'altro giorno stavo pensando che mi piacerebbe diventare ancora papà. Complimenti. Questo merita un applauso. No, ci sta, magari. Questo no, stavolta. Bravo molto. No, dai, no, è bello. Quanti anni hai, amore? È 50, ma non è quello, cioè, ma sì, e tra l'altro ho anche già un figlio grande di 19 anni che adoro proprio con tutto il cuore, è la mia vita. Che però si chiama Filippo. Ecco, ricordiamo anche l'importanza dei nomi. Sì, però è una cosa seria quella che sto cercando di dire. Allora, mi piacerebbe diventare ancora papà e pensavo che però onestamente ho un po' di paura. Cioè, perché non so voi, ma fare il genitore, almeno per me, è la cosa più difficile che abbia mai fatto. Questo sono Cioè, è difficile. No, perché essere mamma al giorno d'oggi non papà, non mamma. Sì, papà. E comunque io ho preso ad esempio prima il modello educativo dei miei genitori, ma spesso mi sono scontrato anche con i tempi di oggi che sono diversi da quelli in cui sono cresciuto io, no? Perché sono cresciuto diversamente. Ma non ti sei neanche cresciuto. Ma per piacere, Marco, per piacere. Dicevo, oltretutto non ho lo stesso carattere che avevano i miei. E neanche gli zoccoli di legno di mia mamma, devo dire la verità, per cui insomma, comunque ci siamo capiti. Quindi questo spiega Ecco, e tante cose mi sono risultate fin da subito tanto difficili. Poi però crescendo ho cercato di fare il genitore moderno che ascolta la sua musica, che gioca online con lui ai videogiochi, che usa il linguaggio giovane, ma per quanto mi sforzi è evidente che non so giovane. No, ma non più così. Cioè tu non puoi dire a tuo figlio "Oi bro, devi tornare". No, decisamente non funziona. Poi quando mi sono convinto di aver fatto tutto sommato anche un buon lavoro con mio figlio, ho letto un'intervista di Paolo Crepet, Crepet nel senso che mega crepà praticamente, okay. E che diceva che noi genitori moderni pretendiamo di proteggere i nostri figli da tutto. Cioè ad esempio fin da quando sono piccoli dice cascare dal cavallino a dondolo, dove cascano sarebbe normalissimo, e invece noi mettiamo la gomma piuma intorno a. E allora io mi sono chiesto, no, quanta gomma piuma ho messo sotto il cavallino di mio figlio? Come metafora, dicevo che ha detto messa veramente. No, in realtà. Tra l'altro abbiamo un cavallino vero, quindi. No, no, ma in realtà non avevo neanche il cavallino, avevo la renna dell'Ikea. Cioè, quindi, ma in ogni caso, cioè, mega mandare in confusione sta cosa. Scusa, smettiamo di fare nomi di prima. No, lo so, ma non so, ma voi capite lo stato d'ansia, perché mi piacerebbe ancora essere papà. Però devo dire che comunque vorrei evitare di fare gli stessi errori che ho già fatto una volta. Vorrei fare meglio, ma soprattutto vorrei anche rivivere la stessa gioia e delle stesse difficoltà ancora una volta. Perché sarà anche il lavoro più difficile del mondo, ma è anche uno dei lavori più belli che io abbia mai fatto. E posso dire, Gaetano, se te diventi papà, sei anche l'unico lavoro che hai mai fatto veramente. Sarà mica un comico, sarà il mio lavoro il vostro. Ma che vi divertì e basta.
È arrivato anche il momento di metterci a nudo, in senso figurato naturalmente, È freddo, non è il caso, però è arrivato il momento di metterci a nudo, cioè di raccontarci un po' più senza veli, no? Senza scudi, senza... Bravo. Credo che sia proprio lo spirito natalizio che sta cominciando ad arrivare, perché ci sono rubriche serie questa mattina. Sì, un po' sì. E nel mio mettiamoci a nudo, oggi Marco lo dice, io non amavo... in terza persona, io scusate. non amavo Natale, no? Lo dico agli ascoltatori perché magari non riconosco la voce. Marco sta parlando. Io non amavo Natale. Una volta. Una volta, adesso sì. Non per il discorso commerciale versus religioso, quelle robe là. Cioè proprio non sentivo lo spirito natalizio. Diciamo che era un po' il Grinch. Il Grinch, esatto. Sì. Magari meno verde, ma con stesso entusiasmo. Insomma. Ma poi, cioè, in generale a me, sapete che a me non piacciono le feste, no? Ci vado perché bisogna andarci a volte. Sì. Però non amo le feste, c'è sta roba che te stai insieme con la gente, che te bevi, te stai insieme, te diverti, balli. Alla fine cosa effetto? Stai insieme con la gente, ti diverti, balli, cioè mi pare già abbastanza. A me non mi piace, cioè non è il mio. Mi è venuto in mente una cosa che dice Vasco Rossi. Non so se sapete, ma Vasco Rossi dalle feste va via senza salutare. Lo sapete questa cosa? No, non lo sapevo. Dice questa cosa che mi sono segnato. Mi piace andare via senza dire niente a nessuno, perché quando saluto mi viene una tristezza pazzesca. I saluti non li sopporto. Chiedo scusa e anche comprensione per questa faccenda, ma mi mettono tristezza. Volete darmi tristezza? No, volete darmi gioia. Allora lasciate che non vi saluti quando vado via. Ma dai. Tanto torno. Bello. È Vasco, è molto bella, è molto bella. Vasco è sempre Vasco. Ecco, Natale per me insomma è un po' così, però adesso che ho i bambini mi piace Natale. Vedi. E allora facevo questa riflessione. Mi piace perché piace a loro e allora sono felice anch'io. Sono felice di riflesso. Forse sì. Allora sentite cosa vi dico questa mattina. Attenzione. Forse sto guardando le cose in un modo diverso, con occhi diversi. Ecco, forse mi mancava trovare la magia e i bambini mi hanno aiutato in questo. Sì. E allora mi è tornato in mente, quando alle superiori studiavo chimica, mi è tornato in mente il catalizzatore. Come no? Ma come no? Cosa? Non sai che cos'è il catalizzatore? Allora, lo dico per Pippo che sicuramente non sa cos'è. È una sostanza che, anche in minima quantità, modifica la velocità di una reazione chimica pur senza far parte dei prodotti finali della reazione. Chiaro. Me lo sono scritto. Chiaro, non ti capivo niente perché. Catalizzatore. E allora con questo Busa Moment. Ma è un mettiamoci a nudo, non un Busa Moment. Sì, però mi sapevo da Busa Moment. Vabbè, insomma, auguro a tutti voi di trovare il vostro catalizzatore che vi aiuti a farvi scattare la reazione positiva a Natale e a tutte le cose belle della vita. Bravo. Vi piace? Mi piace tantissimo. Magari troverò anche il catalizzatore per le feste. Intanto faccio come Vasco, vago via, tanto torno. No! Sai Marco che non bisogna mai essere chiusi, ma bisogna sempre cercare nuovi contatti, nuove contaminazioni con nuove esperienze. Beh, io ti dico la verità, io spio le altre radio per vedere cosa fanno. No. E ce n'è una che ultimamente sto ascoltando tantissimo, che è una radio che va solo a Mestre, Mestre Centro, e si chiama Radio Piazzaferro. Radio Piazzaferro. Radio Piazzaferro. One Piazza, One Ponte. Solo musica mestrina. E questa era l'ultima canzone di Molton John, fatto baronetto proprio pochi giorni fa dalla regina Betty de Piazza Buckingham Palace. Bentornati a Radio Piazzaferro, sono naturalmente il vostro Vianeo da Mestre, rigoroso, come al solito qui in diretta per voi. Prima di passare al prossimo brano del famoso cantante Gabri Ponte della Libertà, leggiamo alcuni messaggi della nostra consueta rubrica Cocomore Cerco Amore. Mi chiamo Mima da Zellarino, istruttrice di arti marziali, kickboxing, kufu, boxe e pugilato. Cerco ragazzo per una botta e via. Anche no, Mima, anche no. Ciao, mi chiamo Alvise da Bisuola, cerco ragazza acqua e sapone. Caro Alvise, sei fortunatissimo, proprio perché ti ha risposto subito una ragazza che dice: ciao Alvise, mi chiamo Vera e vivo a Marsiglia. Vera e Marsiglia, sì, più acqua e sapone e questa non ti potevi trovarla, Coco. Ultimo invece, ciao, mi chiamo Renato da Martellago. Cerco compagna per un weekend con cui fare il tour del Veneto, precisamente quinto Vicentino, quarto Altino, 3 Basileghe, 2 Carrare, primo Lano, 0 Branco e viva! E concludiamo con lo sponsor della trasmissione, i fratelli Giacomo e Giovanni Palcuo, mastri pasticceri di Mestre, dalla grande tradizione Palcuo nella loro pasticceria Torte Palcuo. E ricorda, tutti vol Torte Palcuo.
Qui a Senz'altro Domenica naturalmente si gioca e si gioca sul tema natalizio. Questa volta il quiz lo ha preparato Marco e vi garantisco che tenterò di battere Pippo a tutti i costi. Ma non ce la farai. Ecco, vedi Sei perché. pronto, Gaetano? Sì, certo che sì. Risposta esatta, Wow. 1-0 per Gaetano. Molto bene, dai, ti ho detto che ero carichissimo, vai. Tradizioni natalizie bizzarre dal mondo, vere o false? Vai. In Islanda, se a Natale non ricevi il regalo dei vestiti nuovi, verrai divorato da un enorme gatto nero. Ma cos'è questa roba? Guarda, vero. Ma vero cosa? Ma è ma cos'è? Una cosa lei è una cosa Vero vera? o falso? No, falso, diciamo E falso. vince Pippo. Ma dai, vabbè, ma Sento perché vuoi indovinare? Perché non conosco nessun islandese. Forse sono stati tutti divorati. Perché c'è l'orchestra Grilla Ma chi è che l'orchestra ha un Grilla? enorme gatto nero che si aggira per tutta l'Islanda durante la vigilia di Natale Ma cosa e divora chiunque non riceve il regalo dei vestiti nuovi. Ma forse viene da qui l'abitudine di regalare calzini e pigiami. Ma sembra una puntata del Trono e Spade con l'orchestra Grilla. Siamo in Islanda, Vabbè. 1-0 per no, uno pari perché ho risposto prima. Scusa, si deve rispondere vero o falso? Sì. Quindi 1-1. Ma dai, ma non vai. Allora, in parità andiamo con la domanda numero 2. Gli svedesi il 24 dicembre guardano Paperino in TV. Sì, vero. falso. Vero! vabbè, ma dai. Anche in Italia, cioè su Rai 2 mediamente. È vero, è vero. Sai, il 24 dicembre di ogni anno alle 3 del pomeriggio oltre un terzo degli svedesi sono davanti alla TV a guardare l'episodio natalizio di Paperino del 1958. Meraviglioso. Sempre lo Un po' stesso. come noi italiani con una poltrona per due. Esatto. Sì. Poi altra domanda. Groenlandia. Il Ah, pranzo di Natale in Groenlandia è a base di balena e uccellini. No, vabbè, mi rifiuto. Perché No, questa comunque forse è vero. No, per piacere, secondo me questa è falsa perché la balena ci capisce. Pippo, è giusto. Ma scusa, ma che razza di cuoco sensato può cucinare balena e uccellini? Balena in e Groenlandia? Osei, famoso Ganava piatto Juolen Ganava di Groenlandia prepara una striscia di pelle di balena che va ingoiata senza masticare perché è troppo dura. Non riesce a masticarla, secondo me. Digerisce l'anno dopo. E il kiviak, che è un piatto preparato avvolgendo un piccolo uccello autoctono in un pezzo di pelle di foca lasciato a fermentare per diversi mesi prima di consumarne la carne decomposta. Delizioso. Ah beh. Forse mi piace di più le lasagne che fa mia mamma. Ma forse sì. Ultima domanda. Ultimissima, vai. In Messico il 23 dicembre per festeggiare il Natale si celebra la notte dei ravanelli. No, questa è falsa. Falso. Vero. Secondo me è vera. E vince Pippo. Ma non può essere sta cosa dei ravanelli. Sì, è vero, erano tutte vere. È una tradizione che ricorda quella delle zucche di Halloween, ma in Messico il 23 dicembre fanno una gara in cui gli aspiranti scultori si sfidano nell'intaglio dei ravanelli. Dei ravanelli, vabbè. E allora vince Pippo. Sì, e sì. a proposito di ravanelli, salutiamo il più famoso dei ravanelli. Fabrizio! Riprendiamo la seconda ora di Senz'altro Domenica, sempre in compagnia di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, sempre qui su Radio Bella e Monella. Pippo, devo chiederti una cosa. Ma come ti sei vestito oggi? Perché? Oggi. Ma vabbè, insomma, Ma perché scusa Di questa solito come domanda? sono vestito, scusa. non è che si vesta meglio di solito, però oggi particolarmente. Ho indossato una t-shirt in onore di questa giornata. Sì, ma devi smetterla di vestirti come un ragazzino delle medie. Ma perché? Allora, per chi sta ascoltando e non può vederlo, è anche fortunato in questo caso. Pippo ha la maglietta con la celebre immagine dell'evoluzione dell'uomo, sì, quello della quello dei scimmia fino niente. all'uomo in piedi, dritto, insomma, in piedi, dove l'ultimo uomo ha in mano una pastiglietta blu. Ecco già questo. L'uomo erectus. Ma per piacere, dai, Pippo! Una t-shirt simpatica. Sì, ma a 40 anni! Basta con ste magliette! Vedete, io non capisco dove sta il confine tra una maglietta di tendenza e una maglietta brutta. Non riesco proprio Guarda, Questa è Pippo, brutta, questa è brutta. Ecco, il confine Pippo sei tu. Ma perché? Se te la metti tu è una maglietta brutta. Esatto. In realtà è perché voi non avete abbastanza coraggio. Voi siete quelli che sicuramente. quando vedono queste magliette buffe pensate che è forte, però non me la metterei mai. Io metto solo la seconda. Ma che sarà anche un motivo se non me la metterò mai, Io tutto invece sommato. me metto tutte, cioè, Ma è questo il problema, capisci? È proprio Facciamo questo. l'esempio delle magliette che hai, Pippo. Allora, la mia preferita maglietta stupenda con ritratto di Van Gogh, è scritto Van Gogh, poi si vede mezzo Van Gogh e la scritta Van Going e quindi Vabbè, il quadro sì, vuoto sì, la sì. scritta Van Gone che se Sì, ne è via. vero. È un capolavoro. Sì, è bellina, è vero. Poi Scusa. si vede una buca con una pala, è Van Gogh.
Potevo fare una maglietta. Sì. Scusa, tu Gaetano, tu sei l'uomo che fa più shopping di tutta la rubrica delle donne che Sì, però difficilmente compro una maglietta di quelle shock. Che non hai mai preso una maglietta di questo tipo? No, ne ho una ormai datata, o datato, dipende dalla in questo caso per me era datato, esatto. Ma datata perché al posto di Puma c'è un Puma rovesciato, c'è scritto coma, perché il Puma sei in coma perché sei tutto quanto fatto. Noi abbiamo delle È vero, però non ho il coraggio di metterla. No, io non ho queste magliette, però devo fare Van Gogh. Questa la venderemo. Questa sì, Van Gogh, questa la venderemo. Noi troverete queste e altre t-shirt sul nostro sito www.marcoepippo.com. E qua volevo arrivare. Allora ve lo ripeto, ho indossato questa maglietta che rappresenta la teoria dell'evoluzione di Darwin perché oggi, il 24 novembre, è l'anniversario della pubblicazione della sua teoria. Ma noi siamo felicissimi che sia l'anniversario di uno delle pietre miliari della scienza, ma la maglietta se è brutta, se è brutta. Grazie alla sua teoria sono riusciti a fare sta roba, questa maglietta. Esatto. Qualcuno che poi tra l'altro mi sono un po' informato, sono veramente tante. Informato. Sì, sono un po' adesso. Un po', no, quel poco che basta. Dire, Pippo, ho studiato. Ho studiato veramente tantissimo. Sì. Ci prepariamo e sono tante le discussioni su questa teoria che non è questo il luogo adatto per parlarne. Soprattutto perché non sappiamo niente. Esatto. In realtà abbiamo studiato, ma davvero un tema molto vasto che tocca scienze, fede, religione, etica, filosofia e non ci sentiamo di affrontarlo in così poco tempo. Però ci è sorta una domanda. Vi è mai capitato di avere una teoria che tutti hanno giudicato come dire, sciocca? Sì. Una bueada, possiamo dire. Sì, sciocca era già abbastanza esaustiva. C'è qualche teoria che per voi è molto vera, invece per tutti gli altri che ha sentito dice ma guarda che questa. Allora questa io non prima regge. di risponderti voglio sapere le tue, perché secondo me, io ti posso anche dire la mia, ma secondo me tu ce le hai tutte. Io ne ho tantissime. Allora, le mie non reggerebbero al confronto, per cui. Vai Pippo. Allora, con quella maglietta là puoi dire quello che vuoi. Secondo me, quando stai male, se dormi con un gatto ti aiuta a guarire. Vabbè, tipo effetto borsa dell'acqua calda. Però il gatto ti fa delle vibrazioni buone e si mette sempre dove hai male. Non so se avete questo è vero. Il problema è se mette l'acqua calda dentro il gatto. No, non devi riempirlo d'acqua calda. Comunque, su questa cosa sono d'accordo anch'io. Sì, certo. Avendo due gatti. Altra teoria del gatto di Pippo. Sì. Esatto, altra teoria. Se compri un gratta e vinci convinto di vincere, non vinci. Se lo compri senza pensarci, vincerai qualcosa. Questa sì, però non può essere d'accordo, scienza. Questo secondo me non è scienza. No, però se tu credi fortemente di vincere, forse non vince lo stesso. Questa è la mia preferita. Mi sono convinto, la mia convinzione è che quando le macchine ti dicono che sei in riserva, non sei veramente in riserva. Guarda Pippo, dopo anni passati con te che guidi, ti assicuro che comunque che si riserva un ho una ansia quando vai via. E soprattutto dopo anni che ci hai richiamato per aiutarti a spingere la macchina rimasta senza benzina. Questo è il problema. Esatto. Altra teoria che secondo me è vera: Google Maps tende a farti fare l'autostrada perché ha una convenzione con l'autogrill. E sono sicuro di questo. Cosa dici? Siamo messi d'accordo. Comunque io non ho una teoria ma una certezza proprio sugli autogrill. Ci sono un sacco di furti registrati proprio in tutti gli autogrill d'Italia. E allora fate attenzione se siete in un autogrill. Non sapevo, Gai. Dove hai sentito questa roba? Beh ragazzi, 7 euro pa' un toast, se no c'è un furto, dai. E ora sì. Il 24 novembre abbiamo detto è una giornata speciale, no? Dedicata a Charles Darwin e alla sua pubblicazione dell'origine della specie. E a proposito di specie ci sono degli esemplari della specie di ascoltatori che continuano a mandarci dei messaggi e dimostrano di non essere decisamente evoluti. No, vediamo un po'. Di andare sempre fuori tema rispetto al tema che diamo. Bravo, vediamo un po' il primo ascoltatore. Ciao ragazzi, sono Saverio. Volevo dire che noi esseri umani siamo forti, perché anche se ti succede qualcosa riesci ad andare avanti. Verrò mai contare che a volte che ho mangiato un telefono e ogni volta che uno mi fa una domanda faccio uno scatto alla risposta? Ma perché? Ma per piacere, ma io non lo so, ma perché continuiamo? Facciamo filtro per piacere, filtro. Sì, a proposito del filtro, sentiamo il prossimo ascoltatore. Ciao ragazzi, sono Vianeo da Mestre. Ieri sera ero in tangenziale e ho sorpassato uno col monopattino. Aveva le cuffie tipo calciatore, no? Quelle grosse, senza fanali. Così oltre che nessuno lo vedeva, lui non sentiva niente perché tanto ascoltava la trap. Ma Darwin ha detto che la specie si sta evolvendo. Cioè ora pensa a quelli che si sono estinti come i giaramessi,
Comunque l'ho fermato e gli ho detto: More, ma ti hanno rapito il cervello e nessuno che ha mai pagato il riscatto? Un po' sì. Ma almeno i fanali, ragazzi. Almeno i fanali. Però, almeno i fanali, questo già sarebbe tanto, ma almeno il caricabatterie. Stavolta però, allora, gliene ho consegnato io uno ieri. Adesso voglio chiedere al nostro ascoltatore Maci, che è qua, perché hai il telefono scarico, perché non te lo sei caricato, perché sei tornato in radio. Ciao ragazzi, in realtà stavolta non ho proprio il telefono, altro come che mai? scarico. Voglio dare a proposito un'informazione importante per chi ci ascolta. Non si guarda il telefono mentre che si guida. Bravo. Me lo hanno sempre insegnato, credo che sia un'informazione che bisogna dare a tutti quanti. Giusto. Bravissimo, bravo Maci, bravo. Allora, ammetto che io lo guardavo ogni tanto finché guidavo. Faccio mea culpa, mea grandissima colpa. Allora, per togliere questo vizio, stamattina prima di partire ho messo il telefono sui sedili dietro, se no mi viene voglia di guardarlo. Questa è l'ottima tecnica, bravo. Proprio ho fatto un incidente perché ha suonato, mi sono girato, ho cercato tre sedili e se avevi incastrare in mezzo tre sedili a porta e che sono addosso a quello davanti, e era meglio se mi tenivo davanti il tempo. Messaggio per Darwin: bisogna che rivediamo sto concetto dell'evoluzione. Dimmi che anche oggi si gioca, ti prego Gaetano. Ma non solo ti dirò che si gioca, ma si gioca anche con un livello culturale elevatissimo. Questo vuol dire che il quiz l'hai creato tu. Certamente sì, se lo faceva Pippo di certo non era questo. Però attenzione, perché le domande non sono così domande che vertono naturalmente sull'evoluzione, sugli animali, un po' su tutto. Perfetto, vediamo se sai tutto. Attenzione. Le giraffe hanno sviluppato un collo lungo perché? Facile. Volevano vedere oltre gli alberi per avvistare i predatori? No. Oppure così potevano raggiungere le foglie più alte? No. Oppure perché andava di moda a quei tempi il maglioncino a collo molto alto? Attenzione ragazzi, risposta C. Se complimenti. Chiaramente potevano raggiungere le foglie più alte. Non l'avrei mai detto. L'antenato comune di tutte le forme di vita sulla Terra si chiama LUCA, cioè Last Universal Common Ancestor. MUTO, cioè Mysterious Universal Transmitting Organism. Esatto. EVO, Evolutionary Very Old. Luca. Evo. E la risposta è giusta, è Luca, ma hai tirato a indovinare. No, perché c'è anche un film della Pixar che è bravissimo. Siccome la Pixar non fa mica le cose a caso. No. Rappresenta tra l'altro l'olio. Ma non c'entra l'Evo come olio, no. Luca è una cellula ancestrale. Vabbè, lascia stare, guarda, non ce ne siamo. Qual è il titolo completo del libro di Darwin che spiega la teoria dell'evoluzione? L'abbiamo detto. Ma sull'origine della specie per la selezione naturale, l'evoluzione della vita o cara maestra precaria, il tomo dei temi di Toma? Allora, io vorrei dire il libro più bello tra questi sicuramente Cara maestra precaria, il più leggero, il più simpatico. Lo puoi trovare sul nostro sito. Ok, però la risposta esatta è sull'origine delle specie per selezione naturale. Bravo, vedi, ha risposto lui, risposto Pippo per primo, quindi siamo uno pari. Però ragazzi, ma veramente non siete in grado. Allora, l'ultima, perché abbiamo questa è difficile, perché abbiamo ancora il cocige? Non sai cosa che sia. Il cocige, fate che è quell'osso. No. È quell'osso che fa molto male se cadete con la schiena, insomma, di sedere. Okay. Per farci sedere meglio. È un gentile ricordo dei nostri antenati o è un difetto di fabbrica? Cioè un difetto del corpo? Il corpo non può essere. Sarà per farci sedere meglio? No, come dice la parola cocige, è l'acronimo di è un gentile ricordo dei nostri antenati. La risposta non è esatta per questo motivo, ma è giusta perché il cocige è l'ultimo tratto della colonna vertebrale ed è un residuo di una coda che i nostri antenati utilizzavano. Allora la coda la utilizzavano perché per il bilanciamento, oggi non ci serve più, ma è ancora lì. Infatti ai miei bambini, io dico sempre, sapete che una volta avevamo la codina e loro non ci credono, ci crederanno dopo aver sentito che il papà ha vinto questo quiz. Quindi il vincitore quest'oggi è Marco, ma anche Pippo, dai, ti sei bravo, sei stato bravo. Ma cosa ho vinto? Il premio è Darwin. Cioè? Darwin a sciaffa tutti do. Sì. Venite qui.
Informazione di servizio qui a Radio Belle Monella. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, vi consigliano alcune serie TV da guardare per queste vostre giornate tardo autunnali / invernale. Che razza di introduzione, tutto per dire che dobbiamo dare, proprio in termini di evoluzione si è evoluto anche il mondo dell'intrattenimento, no? Certo, adesso guardiamo molte serie TV. Voi sapete che io sono un grande esperto di serie TV. Quindi hai visto che hai tanto buon tempo più che altro. Esatto, ma vabbè, lui è uno che ha visto Lost, Breaking Bad, Soprano. No, mai sentiti. espertone. Comunque scherziamo, adesso sono un grande appassionato di serie TV e vado anche alla ricerca di quelle che non sono così mainstream. Ad esempio, voglio raccontarvi due serie, adesso vediamo quante riesco a raccontarvi. La prima è From, che è una serie TV horror e thriller di cui si parla tantissimo in questi giorni. La storia è ambientata in una cittadina sperduta, da cui Polverà più o meno, da cui nessuno salutiamo. Da cui nessuno riesce a scappare. Chiunque entri non può più uscirne e gli abitanti non sono solo intrappolati, ma sono anche sorvegliati di notte da inquietanti creature che li osservano con un sorriso inquietante. Fa molta paura ed è consigliata per chi non teme tensione e claustrofobia. Ho paura solo dalla descrizione, Gaetano. Bravo. Sai che io me la guarderò, mi ha incuriosito molto. From. Poi ce n'è un'altra che in realtà è una serie animata. Io non sono un grande appassionato di serie animate, ma questa è una serie animata per adulti su Netflix, ambientata nel Giappone del XVII secolo. La serie racconta la storia di Mizu, che è una samurai con gli occhi azzurri, perché è nata da una relazione illegittima tra una donna giapponese e un uomo occidentale. E Mizu, che è alla ricerca di ottenere la sua vendetta per un fatto che non vi spoilerò subito, si trova ad affrontare discriminazioni, violenza in una società che è chiusa e ostile verso chi è diverso. Ed è dedicata soprattutto a chi cerca delle emozioni e chi vuole esplorare dei temi come l'identità, l'onore e il sacrificio. Come si chiama questa serie? Blue Eyes Samurai. Che seria Ochi Blue Samurai? Praticamente sì, praticamente sì. Stuzzicadente dagli occhi blu. Che stuzzicadente agli occhi blu. E l'ultima è Afterlife, che è una serie scritta, diretta, interpretata da Ricky Gervais, comico che apprezziamo tantissimo tutti e tre. La storia ruota intorno a Tony, che è un giornalista di un piccolo quotidiano che dopo la morte della moglie si ritrova a lottare contro questo suo dolore profondissimo, no? La perdita di senso nella vita, che lo porta a vivere però senza filtri, sfidando con grande cinismo chiunque incontri. Veramente una serie dove riesci a ridere e piangere contemporaneamente, molto emozionante. Afterlife è bellissima. Bella. Comunque guarda, beato te, Guy, che hai tutto questo tempo da perdere per No, dai Marco, come scriveva il pittore poeta giapponese Issa Kobayashi, Issa, l'uomo nel tempo sta come un pesce che ignora l'oceano. Quindi non abbiate paura di perdere tempo ad esplorare l'oceano in ogni sua goccia. I penotti. Sarà l'acqua fredda dell'oceano. Ma per piacere, ma perché? Parlare d'amore non basta mai, diceva il poeta, e anche questa settimana parliamo d'amore con la nostra poetessa preferita, la poetessa dell'amore Elsa Fagin. Buona domenica, amiche e amici evoluti. Brava. Stava sentendo la puntata, ha sentito che abbiamo parlato di Darwin, quindi. Ma certo, e stavo pensando che se vogliamo che la specie evolva, bisogna anche che uomo e donna si uniscano, procreino. Certo, comunque è una giusta osservazione, Elsa. Siccome trovare uomini è sempre più difficile, sto seguendo i rituali di corteggiamento degli animali per vedere se servono anche agli umani. E ciao, ho finito le speranze praticamente. Ok, va bene. Lei copia i rituali con cui gli animali si corteggiano sperando di trovare un uomo, quindi. Bravissimo Pippo, bravissimo. Bravo. Siccome non ne trovo più, ho detto adesso guardo cosa fa la natura. Bravo, e allora tipo. per prima ho provato la tecnica dei cavallucci marini. Sì, questa è la so. I cavallucci marini amano danzare giusto tra le onde per corteggiarsi, se non mi ricordo male. Perché tutto inizia quando i due innamorati intrecciano le code e il muso e danno il via alle danze che possono durare, mi pare, fino a 8 ore. Solo quando poi la femmina cambia colore vuol dire che è pronta poi per l'accoppiamento. E quindi rimanere insieme alla sua dolce metà per poi tutto il resto della vita. E ho provato così anch'io con uno. E infatti dopo 8 ore di danza ho cambiato colore. Ero viola, tutta sudata, stavo morendo, ha chiamato l'ambulanza. Tecnica inutile, ragazzi, non fatela. Allora ho letto come fanno le scimmie, tipo il gibbone. Te l'ho scritto, Pippo. Il gibbone è maschio, canta ma forte. Per conquistare l'amata i motivetti sensuali possono arrivare fino ad 1 chilometro di distanza. Caspita, esatto, allora ho fatto stessa roba. Io ho preso le casse, quello che usano le giostre, e ho cantato e mi hanno sentito fino a 1 chilometro e anche più. Immagino. Di notte. Non è arrivato un uomo, ne sono arrivati
2 in una macchina coi lampeggianti. Denuncia per disturbo alla pubblica quiete. No, immagino. E anche questa tecnica non funziona. Infatti, allora Gaetano te l'ho scritta, ho letto come fanno gli ippopotami. Allora, il maschio, una volta individuata la compagna della vita, si posiziona su un cumulo di letame e con la coda lo caccia verso la femmina prescelta, che felice accetta il corteggiamento. Mi auguro che non abbia fatto così. No, non ci ho provato. Ecco. Più che altro non sono riuscito a fare un cumulo di letame. No, Elsa, per piacere. Insomma, comunque, queste Elsa, tecniche non hanno funzionato. Non funzionano. Però questa settimana, solo per voi, ne proverò un'altra. Quella che usa l'uccello giardiniere. Cioè, il maschio della specie uccello giardiniere, per attirare la futura compagna, costruisce un nido fatto di rami e frutta che arreda con oggetti luccicanti. Bello, allora bello, speriamo bello. trovi un maschio che la seduca costruendo il nido, cara Elsa. Guarda, non so Pippo, quello che dico, ok il nido, ma speriamo arrivi presto l'uccellino. No, Elsa! Elsa! E anche questa domenica siamo giunti al termine di Senz'altro Domenica. Ridendo e scherzando, finita anche questa domenica. Sì, è finita anche questa puntata. Noi naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata. E se vi siete persi questa o le altre, come possiamo fare? Il podcast di Marco e Pippo di Senz'altro Domenica, che trovate sia nel sito marcoepippo.com ma anche sul sito di Radio Bella Monella. Quindi scaricate. E allora, visto che abbiamo parlato di evoluzione in quest'ultima ora, buona evoluzione a tutti, e noi chiudiamo con una citazione bellissima. La citazione di Mark Twain dice: i 2 giorni più importanti della vita sono quello in cui sei nato e quello in cui capisci perché. Wow, che bellissima! E allora noi chiudiamo, e come sempre buona domenica e soprattutto ciao persone! Everybody move it.